Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto il titolo, rilassiamoci tutti, stiamo belli tranquillini, non incominciamo a fare video della serie catastrofismo di qui, catastrofismo di là, perché vedo titoli roboanti tipo ci vogliono condizionare, ci vogliono rendere schiavi, giù tutti che vanno sul tubo o alla TV a dire e predicare il loro mantra. Però prima di iniziare questa piccola pillola al vostro Marietto Veneziano, vi chiedo di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi Facebook e anche in Telegram. Chiaramente l'entrata in Telegram è gratuita, alle 20:30 il vostro Marietto Veneziano con il Legale qua di Vate da Miles tengono un percorso esoterico. E riprendiamo un po' il tema. Perché essere rilassati? Perché questi titoli, queste messe in scena, queste scese in campo di predicatori di sventura non si rendono conto che noi non siamo mai stati liberi, non abbiamo mai avuto quella libertà, e anche perché non possiamo permettercela, perché se pensate che la gente non ha ancora capito in che stato viviamo, forse è meglio che, come si suol dire, si faccia un punto di domanda, no? Perché abbiamo avuto un periodo influenzati da questa corrente pensiero positivo, angeli colorati, extraterrestri, quinta dimensione, canalizzazioni, insomma di tutto di più. Io leggo i registri akashici, insomma di tutto. E adesso che siamo da 3-4 settimane un po' sotto pressione e via, ribaltoni, no? Tutti incominciano a dire adesso ci vogliono rendere schiavi, adesso praticamente tutti gli extraterrestri, canalizzazioni, tutte queste cose qua sono spariti, cioè questi che parlavano con praticamente il cugino lontano del Padre Eterno, no? Praticamente la loro canalizzazione, il loro aggancio con piani alti non gli aveva detto che sarebbero arrivati questi avvenimenti che sono attuali. Invece bastava ascoltare il Marietto Veneziano, già che da 5 anni lo spiegava, anzi, per dirla un po' così, lo spiegavo già 35 anni fa, però vabbè, lasciamo stare. Ma il problema cos'è? Il problema è che non abbiamo mai avuto una libertà, per il semplice fatto che, come ho già spiegato in altre pillole, la libertà è sempre stata condizionata dal fatto che tutte le merci che noi ci arrivano in tavola dall'Oriente, dall'India o dagli Stati Uniti o dal Sud America è centellinata dalle rotte marittime. Le rotte marittime ce le hanno in mano i nostri cugini americani degli Stati Uniti, e quindi sono loro che direttamente o indirettamente hanno sempre permesso lo sviluppo all'Occidente, perché dal momento che a una portaerei dicono di fermare il cargo che arriva in Italia o in Germania o in Francia, praticamente quello Stato incomincia a avere penuria di cibo e fa la fine del Venezuela. E quindi cosa succede ad esempio nello Stato pilota del Venezuela, o cosa è successo nello Stato pilota di Cuba? Si torna nel Medioevo. Quindi, cari amici, quando voi ascoltate questi predicatori di angeli colorati che si sono convertiti in predicatori di sventura, devono partire dal presupposto che questa situazione che oggi noi ci troviamo a vivere è una situazione dettata più che altro dagli influssi planetari, e non c'entra niente gli extraterrestri che ci hanno abbandonato, le canalizzazioni che non parlano più con voi, oppure qualsiasi cosa che adesso la New Age sta creando per pararsi il fondoschiena ad aver cannato negli ultimi 15 anni sui social, per il semplice fatto che è una questione planetaria e la dobbiamo sopportare fino al 2026-29. Il problema cos'è? Che la gente non è preparata, perché si è fatta condizionare inconsciamente o consciamente, per alcuni per trarne beneficio, altri perché sono anime giovani, come anime giovani devono seguire una locomotiva, e quindi di conseguenza erano praticamente condizionati dal più grande strillone. Più uno era strillone, più uno si faceva vedere e più uno ci credeva. Adesso alcuni si stanno svegliando e si rendono conto che questi angeli colorati non erano altro che piccole lucciole, no? Piccole scintille, fuoco d'artificio, ma che dietro non c'era niente. Questi canalizzatori o queste madonne che apparivano a destra e a sinistra, insomma un po' di tutto. C'è stato un calderone che sembrava un frullato di Macedonia, no?
per essere ancora eleganti. Quindi noi in questo periodo, come vi ho già spiegato, stiamo passando questi influssi planetari, i maghi che chiaramente sono un po' gelosi perché vi ho già spiegato che chi ha qualcosa alla sera c'è poi sempre qualcuno a mattina che si sveglia e glielo vuole portare via. Maghi di altre nazioni, di altri continenti sono un po' gelosi di quello che l'Occidente è riuscito a sviluppare in questi 200-300 anni e chiaramente la mattina si sono svegliati e sapendo che ci sono questi influssi planetari hanno pensato bene di giocare a loro vantaggio e hanno costruito tutti quei meccanismi per poter poi in un certo senso scippare all'Occidente e diciamo che ci sono usciti bene, no? Sono usciti bene perché vedo molte persone che sono destabilizzate. Vi ho già spiegato che il nostro ceto medio prenderà una bella scossone, ma sono sicuro che, come ho sempre detto e lo ripeterò sempre, il nostro governo era già pronto da almeno 20 anni, almeno per quanto ne sa il vostro marietto veneziano, sapeva che sarebbe arrivato questo momento importante, ma sapeva anche che sarebbe riuscito a superarlo grandemente. Purtroppo in questo cammino ci sono delle persone che, come ho spiegato, essendo anime giovani, non sapevano, insomma, si sono fatti condizionare un po' troppo. Quindi state tranquilli, andrà tutto bene, il vostro marietto si è sempre attivato in questa direzione, chi ha seguito il vostro marietto negli ultimi 5-6 anni ha sempre sentito il suo mantra e sa che siamo sulla strada giusta, avete tutti i circuiti radionici preposti a difendervi, ve lo ripeto, se non li avete ancora scaricati andate nel sito del capitano.intervista e scaricate l'avvocato Ceratini dove ci sono tutti i circuiti, scaricateli, stampateli e automaticamente si attiveranno. Quindi lasciate stare i predicatori adesso di sventura che fino a 3 settimane fa erano quelli che avevano le canonizzazioni, i registri akashici e tutti i santi che si inventavano le madonne chi più ne ha più ne mette, ne ho sentiti tutti i colori negli ultimi 5 anni, adesso sono diventati portatori di sventura e questi stanno caricando un'egregora che ancora sta in un certo senso sgretolando il sistema, ma ricordatevi bene che se gli Stati Uniti avessero voluto renderci un stato medievale l'avrebbero fatto già da 40 anni, bastava semplicemente impedire alle navi che portavano a noi dei prodotti, delle materie prime a limitarli e quindi invece siamo sempre stati benedetti sebbene abbiamo perso la seconda guerra mondiale. Quindi cari amici, stiamo tranquillini, tutti belli rilassati e non date peso a questi linkatori seriali che spediscono o benedizioni, spediscono, insomma ne spediscono in tutti i colori. E in più lasciate stare il vostro marietto veneziano perché queste cose con lui in PVT non attaccano. Grazie cari amici e alla prossima.